Nuovi scenari per l'economia, questo è il tema di un interessante approfondimento su tematiche inerenti ai fondi del PNRR, che ha visto la partecipazione ai concorsi di progettazione, che si possa accedere più facilmente ai fondi del PNR. Ieri sono state diverse le personalità che hanno partecipato all'iniziativa, con in testa il presidente dell'Ordine Rino Lamendo, il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa, i vari esperti del settore come Lorenzo Bellicini, direttore del CLESME, Lilia Cannarella, responsabile del Dipartimento Agenda Urbana del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, del noto architetto Gianluca Peluffo. Quindi la tavola rotonda con i protagonisti dei rappresentanti degli enti beneficiari, primi sottoscrittori del protocollo d'intesa sottoscritto proprio con l'Ordine degli Architetti per l'avvio dei concorsi di progettazione, il comune di Montevago, quello di Cattolica Eraclea, di Racalmuto, di Grotte, di Menfi e il libero consorzio comunale di Agrigento. Le conclusioni del dibattito sono state affidate al vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. E oggi accenderemo i riflettori sui nuovi scenari economici determinati dalla drammatica guerra in Ucraina, piuttosto che dalla pandemia da Covid, ma lanceremo anche i primi concorsi di progettazione che saranno presto banditi dagli enti beneficiari delle risorse che sono state stanziate dallo Stato con DPCM dello scorso 17 dicembre, e a queste risorse potranno accedere il libero consorzio comunale e tutti i comuni della provincia con meno di 30.000 abitanti, per un importo complessivo di 1.600.000 euro, quindi in termini di montepremi per i concorsi che genereranno qui in provincia di Agrigento una serie di lavori per un importo complessivo di ben 60 milioni di euro, quindi capirà, è un'occasione che non possiamo permetterci di perdere, e quindi il nostro ordine ha voluto dare la disponibilità a questi enti beneficiari di sottoscrivere un protocollo d'intesa con il quale ci impegniamo a offrire il nostro supporto tecnico e logistico affinché questi enti possano bandire concorsi entro la scadenza prefissata del 18 agosto. C'è una platea qualificata che darà il suo apporto valido al contributo oggi del convegno. Sì, oggi sono presenti molti sindaci, molti tecnici comunali, molti RUP, ci sono anche molti professionisti, ma ci sono anche dei relatori di caratura internazionale come Lorenzo Bellicini, come Gianluca Peluffo che è un archistar, Lilia Cannarella, e poi diciamo, siamo onorati di avere la presenza anche delle autorità. Aprirà i lavori il prefetto, la dottoressa Cocciufa, Sua Eccellenza il prefetto. I lavori saranno conclusi dal sottosegretario di Stato alle infrastrutture Cancelleri. Ci sono anche i sindaci che sottoscriveranno i protocolli d'intesa, insomma un momento di snodo per poter far ripartire questa zona che un pochettino ha bisogno delle risorse del PNR per ripartire. Io spero che ci siano degli sviluppi concreti, perché questa è una vicenda di cui si parla da tanto tempo. L'ho detto anche ieri nel mio intervento in occasione della Festa della Repubblica, è un'occasione unica. Peccato sprecarla. Certo, i comuni hanno bisogno di supporto, hanno bisogno di persone che facciano i progetti, quindi mi sembra che quest'idea di un rapporto stretto di collaborazione con l'Ordine degli Architetti sia un'idea da coltivare e da fare valere, ma da subito, perché non ci sono tempi lunghi. So che alcune scadenze sono addirittura il 18 agosto. Il 18 agosto parliamo di 2 mesi, quindi credo che sia un'iniziativa che va nella direzione giusta. Io più che spronare i comuni, e lo sto facendo anche perché dal mio ministero mi arrivano delle sollecitazioni forti, anche con somme, anche parlando di somme molto, molto importanti, ma purtroppo vediamo che è molto difficile che vengano fatti i progetti nonostante linee guida, nonostante format. Ecco, i comuni d'altra parte comprendo, hanno una difficoltà enorme perché sono scarsi di personale, come lo siamo anche noi, ma c'è anche un altro aspetto di questa vicenda, che è la vigilanza a che questi soldi vengano utilizzati bene e vadano a finire nelle tasche di imprese sane, di imprese che lavorano nella correttezza e nella legalità. Su questo siamo veramente fortemente chiamati a vigilare.
Un'interessante iniziativa per spiegare a tutti i comuni come con i soldi per le progettazioni si possono avviare lavori per svariati milioni di euro. Questa è una cosa molto importante, con l'architetto Rino Lamendola abbiamo programmato questo incontro e anche l'incontro di domani col Presidente Campa a Caltanissetta, proprio per spiegare ai sindaci e alle amministrazioni comunali come le centinaia di migliaia di euro che ci sono a disposizione per fare le progettazioni sviluppano poi lavori per oltre 20 milioni di euro. Sono opportunità per il territorio incredibili che non devono essere lasciate al caso, ed è per questo che abbiamo voluto proprio radunare tutti quanti in maniera tale da spiegare e creare quel punto d'appoggio. Oggi credo che si stiano ponendo le basi per avviare quella famosa collaborazione fra enti pubblici e attività private, studi di progettazione, ordini professionali che si mettono a disposizione proprio per fare arrivare a tutti questi soldi sui territori e quindi generare sviluppo economico, posti di lavoro e finalmente non perdere neanche un centesimo di euro di quelle che sono le opportunità. Quindi molto bene questa iniziativa, sono molto contento e sono voluto essere qui oggi proprio per dare anche io una mano e poter dire bravi agli organizzatori. Oggi siamo qui riuniti, è uno stimolo per tutti noi, per le amministrazioni pubbliche, si parlerà di guerra, si parlerà di piano nazionale di ripresa e di resilienza, è un segno importante quello che si vuole dare proprio per una ripresa per la nostra economia. Naturalmente l'Italia è a seguito del Covid, ma anche a seguito di questa maledetta guerra nell'Europa centro-orientale, sta subendo tantissimi danni dal punto di vista economico. È un segno importante, si spera in una ripresa, l'impegno da parte di tutti, principalmente da noi amministrazioni pubbliche. Oggi un'iniziativa sicuramente interessante, questa organizzata dall'Ordine degli Architetti. Ecco, voi come Cresme fate un lavoro particolare in tutto il territorio, ma i dati anche della nostra provincia quali sono? Diciamo che nello scenario difficile nel quale ci troviamo, e peraltro caratterizzato da grandi cambiamenti in poco tempo, forse il dato più importante da cui partire con la riflessione è la perdita di popolazione che questo territorio sta vivendo. Dal 2013 a oggi praticamente si è perso quasi il 9% della popolazione e sono molti i giovani che se ne vanno, che continuano ad andarsene nonostante la pandemia avesse ipotizzato un rientro. Allora la questione che emerge con chiarezza è quella del lavoro. Il tasso di occupazione di questo territorio è molto basso e senza lavoro, che vuol dire poi opportunità di crescita economica, i territori decadono e la demografia è l'esempio più importante. Però il messaggio che vorrei lasciare è questo: siamo in una fase nuova di politica economica, ci sono grandi risorse del PNRR, bisogna lavorare su queste risorse, bisogna definire con chiarezza e rapidamente dei progetti costruiti però su una visione del futuro di questo territorio e poi certamente la parte più difficile è realizzarli. Quindi come valuta questa iniziativa dell'Ordine degli Architetti? L'Ordine degli Architetti su questi temi sono presenti, diciamo che il periodo peraltro vede una ripresa del mercato delle costruzioni, della progettazione. Gli stessi architetti sono, chiamati a svolgere un ruolo importante in termini di qualità della progettazione. Ecco, quali sono i fondi in particolare che si possono utilizzare anche per il nostro territorio? Innanzitutto l'iniziativa è interessante non solo nel merito, perché in qualche modo pone delle riflessioni e attua un confronto tra i diversi soggetti della filiera, ma anche nel metodo. Un prerequisito per utilizzare le risorse del PNRR e che praticamente l'Italia ha redatto per poter accedere ai fondi del Next Generation EU è proprio quella di creare coalizioni stabili tra i diversi soggetti della filiera. Le amministrazioni insieme ai professionisti e al sistema degli ordini professionali insieme hanno titolo proprio per definire e utilizzare queste risorse dalla programmazione fino all'attuazione e al monitoraggio. Come professionisti e come possiamo senz'altro dare un contributo su tutte le principali missioni
che riguardano la digitalizzazione, ma soprattutto la rigenerazione dei nostri territori. Molte di queste risorse serviranno proprio per infrastrutturare i nostri territori, per riqualificare non solo gli edifici, ma per riqualificare la struttura urbana. Il problema dell'energia accelerato oggi dalla guerra in Ucraina è un problema importante, nel senso che noi viviamo in città energivore e quindi dobbiamo cambiare modello di sviluppo, di approccio, e queste risorse servono anche e soprattutto a questo. D'altra parte il 110% Superbonus è una misura che rientra appunto in queste risorse e serve appunto all'efficientamento energetico e a ridurre la quantità di energia appunto utilizzata dall'organismo urbano. Sindaco, lei è tra i primi cittadini del comune di Menfi che oggi ha firmato il protocollo d'intesa. Ecco, con quali vantaggi, con quali prospettive ovviamente per il suo territorio? Chiaramente è un'opportunità che farà sì che un'area pubblica verrà riqualificata come rigenerazione urbana per la realizzazione di un edificio polifunzionale dove all'interno si potranno svolgere diverse attività dal punto di vista ludico, culturale, sportivo e anche associativo. Quindi l'obiettivo è proprio questo, far sì che attraverso questa piattaforma possono essere è uno stato di fattibilità come stadio di progettualità, e quindi daremo l'opportunità che sia dal punto di vista progettuale, quindi realizzare e produrre un esecutivo, per poi passare anche al finanziamento futuro, perché poi deve essere realizzato. Le voglio chiedere, cosa farete a Menfi di concreto con questi fondi? Guardi, noi già abbiamo presentato diversi progetti, sia dal punto di vista di infrastrutture vere e proprie. Io parlo per esempio di un rifacimento della rete idrica, per esempio nella zona della fascia costiera dove ancora è mancante, anche fognaria, e la realizzazione del secondo modulo di depuratore. Poi in questi PNRR, per quanto riguarda gli istituti scolastici, abbiamo presentato ben 2 progetti per 2 palestre, poi un altro progetto per quanto riguarda la riqualificazione e la ristrutturazione di un asilo nido. Quindi tutte attività che vertono dal punto di vista sia di attività a carattere a livello di istituzioni, di edifici pubblici come scuole, ma anche come realizzazione appunto di infrastrutture. Allora, noi intanto cerchiamo di aggredire questi finanziamenti, è un treno che passa una volta tanto e quindi cercheremo di essere protagonisti anche noi del PNRR, di avere anche noi finanziate delle opere. Abbiamo individuato fra i progetti che saranno oggetto di concorso la riqualificazione di assi principali del nostro paese, da via Garibaldi a via Leonardo Ciacia, a via Rapisardi, che costituiscono il cuore pulsante del centro storico e che si vanno a incastonare in una Racalmuto già ricca di monumenti, per cui attraverso ulteriori elementi di riqualificazione urbana noi speriamo di offrire il nostro paese ai tanti turisti che meritano di vedere un paese bello nella provincia di Agrigento, e il paese di Ciacia poi non solo da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista architettonico e di valenza storica. L'iniziativa è molto importante proprio perché mette in evidenza quanto sia il momento di scegliere, nel senso che le amministrazioni hanno l'occasione e il diritto e il dovere di scegliere i progetti che sono in grado da una parte di essere finanziati e dall'altra di generare altri finanziamenti sia pubblici che privati. Cioè la cosa veramente essenziale in questo momento è scegliere necessariamente velocemente, però scegliere bene progettazioni e interventi che realmente mettono in moto la trasformazione della città. È chiaro che con questi singoli finanziamenti non si può immaginare di concludere o delle trasformazioni complete, però è molto importante proprio mettere in moto la possibilità che questi interventi di agopuntura cambino la salute di un territorio. Il collegamento ai concorsi di architettura è fondamentale, perché il concorso di architettura ovviamente è lo strumento attraverso il quale alzare la qualità della progettazione e con il confronto alzare la qualità della professione, dei professionisti. Questo vale per tutti, in tutti i territori, e quindi questa occasione è una grandissima occasione, sia per le amministrazioni per scegliere virtuosamente, per scegliere velocemente e virtuosamente, per innescare un meccanismo progettale qualitativo
che possa innescare poi un meccanismo di trasformazione reale del territorio. Bisogna fare presto, se no c'è il rischio che si perdano questi fondi. Beh, perché i tempi sono molto stretti, nel senso che entro agosto devono essere banditi molti dei concorsi di progettazione e quindi è necessario chiaramente fare presto. Fare presto non vuol dire fare sciocchezze, cioè fare presto vuol dire che sulla base dell'esperienza che personalmente hanno tutte le istituzioni abbiano la capacità di scegliere dove intervenire. Questa è veramente la cosa fondamentale. Presidente, un'interessante iniziativa oggi sui fondi del PNR, l'Università è sempre a disposizione mettendo tutto quello che è necessario per svolgere il convegno, un convegno importante organizzato dall'Ordine degli Architetti su questi fondi del PNR. Noi oggi siamo particolarmente lieti, come del resto nell'ultimo periodo accade quasi quotidianamente, siamo particolarmente lieti di ospitare non solo l'ordine professionale degli architetti, ma sindaci, esperti, amministratori, cittadini, professionisti, su un argomento che è di fondamentale importanza, cioè partire dal periodo di crisi derivante dalla pandemia di Covid e oggi dalla guerra fra Russia e Ucraina per approdare a quella che potrebbe essere una grande opportunità di sviluppo, non solo economica, che è rappresentata dai fondi del PNRR. Noi, lo ripeto, ci limitiamo a mettere a disposizione quest'Aula Magna, di mettere a disposizione i servizi perché vogliamo svolgere anche questo compito di catalizzatori istituzionali. Siamo particolarmente lieti che gli ordini professionali si occupino al più alto livello possibile, sarà presente un viceministro oggi, delle problematiche che riguardano non solo questa realtà. Siamo particolarmente lieti che ci sia una partecipazione particolarmente elevata, ma lasciatemelo dire, siamo particolarmente lieti che il lavoro che stiamo facendo in termini di servizio alla cittadinanza, in termini di coesione sociale e professionale sta dando eccellenti frutti. Non è autoreferenzialità, ma è sicuramente il risultato di un lavoro di squadra che sta dando i suoi frutti. Il vostro comune oggi sigla questo patto d'intesa con l'Ordine degli Architetti per la realizzazione di alcune opere nel territorio di Montevago. Sì, l'obiettivo è intanto avere con l'Ordine degli Architetti un protocollo, poter usufruire anche di una somma per la progettazione e puntare ancora una volta alla Montevago antica, dove già sorge la chiesa madre recuperata, dove c'è già un altro finanziamento per il secondo stralcio di lavori. È ovvio che ora anche il contesto deve essere riportato alla memoria, alla luce e alla storia. Questo è l'obiettivo per cui Montevago punta ancora una volta all'aiuto degli architetti, all'aiuto delle idee che possono venire da chi, come l'architetto Peluffo è venuto la settimana scorsa a vedere i luoghi, e quindi investire nella memoria e nell'arte. Di Grotti ha ricevuto un finanziamento di 47.000 euro che appunto sarà utilizzato per questo concorso di progettazione. Abbiamo pensato a un progetto di riqualificazione della zona del Calvario, una zona molto importante per il nostro territorio, viste anche le tradizioni della Pasqua. È un progetto al quale teniamo molto. Tra l'altro con questo importo di 47.000 euro dovremmo riuscire a realizzare un progetto di circa 1.600.000 euro, per cui ritengo che possa rappresentare sicuramente un'opportunità importante. Naturalmente ringraziamo l'Ordine degli Architetti, naturalmente Rino Lamendola in particolare, per questa grande opportunità che ci è stata data. La loro competenza, la loro professionalità ci consentirà di sopperire, almeno per quanto riguarda questo progetto nello specifico, alla carenza che tutti conosciamo dei nostri uffici tecnici, quindi noi non riusciamo a utilizzare, in questo momento spesso parliamo di fondi del PNRR, ma in realtà ci sono tanti altri fondi, anche quelli che ordinariamente utilizzavamo prima, e non riusciamo a utilizzarli per la mancanza di progettualità. Spesso ci chiedono progetti esecutivi che non abbiamo e quindi abbiamo bisogno deve intervenire il legislatore e deve trovare delle forme alternative come questa, ad esempio, che ci consenta di avere nella nostra disponibilità progetti esecutivi. Abbiamo fatto questo protocollo con l'Ordine degli Architetti perché è una risorsa, anche perché io sono architetto e appartengo a questa categoria. E anzi devo dire che il Comune Cattolica alcuni anni fa aveva firmato già una convenzione, forse la prima convenzione del Provincia con l'Ordine degli Architetti, per essere un punto di riferimento e dato supporto ai comuni. Ora in questo momento con questi fondi del PNRR
siamo vicini, abbiamo bisogno di supporto e stiamo lavorando assieme con gli ordini. Il cartello sociale è stato un po' il protagonista anche di questa iniziativa che oggi l'Ordine degli Architetti sta organizzando affinché i comuni aderiscano e spendano al più presto i fondi del PNR. Speriamo che i comuni facciano di tutto per mettere in movimento tutte quelle energie che possono poi portare a impiegare i fondi che ci sono. Spesso ci si lamenta che non ci sono fondi a disposizione. Potremmo dire che molte occasioni vengono buttate via perché magari manca il personale adeguato per mettere in atto quei progetti che poi utilizzano i finanziamenti. Ci auguriamo che ogni comune, ogni sindaco possa utilizzare al meglio questi fondi. Voi siete stati da stimolo anche in questo senso? Abbiamo cercato di essere da stimolo e fare sì che la politica torni ad essere protagonista. Anche il libero consorzio di Agrigento ha aderito al protocollo d'intesa con l'Ordine degli Architetti e ha firmato il patto, un'opera che sicuramente è importante. Se ce la dice, commissario. Sì, costruiremo con questa opportunità che ci viene offerta una scuola a Canicattì di 20 più 10, 30 aule, che saranno 30 laboratori, una modalità speriamo nuova di organizzare percorsi didattici in cui ogni aula è un laboratorio, così speriamo che ci sia il laboratorio di geografia, il laboratorio di lingue, il laboratorio di italiano, cambiando un po' l'approccio alla didattica, restando fermi i principi che ispirano la pedagogia dell'insegnamento. Importo notevole. 20 milioni di euro per costruire la scuola a Canicattì.